Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi sto percorrendo le infinite curve della strada statale 389. Ho già attraversato la Dessardi e Budusò ed ora sono diretto a Bisti, suggestivo comune della Barbagia che conta all'incirca 2600 abitanti. Oggi, 7 maggio 2023, infatti, l'intraprendente associazione culturale Achimus ha organizzato un interessante motogiro che ci farà scoprire alcune delle inestimabili ricchezze storico-culturali presenti in questo pittoresco territorio, in cui abbondano sempreverdi querce da sughero e si ergono affascinanti affioramenti rocciosi. Mi raccomando, quando percorrete la 389 divertitevi, ma con cautela, perché vedete c'è l'asfalto con molte impurità tra escrementi di vari animali, nonché animali dietro le curve, quindi fatelo con prudenza perché si rischia parecchio. La strada merita però di essere percorsa, è bellissima, il manto stradale è buono, sempre abbastanza ben tenuto, ma ci sono appunto queste impurità, sempre degli imprevisti. Guardate che panorama, stiamo scendendo per Bisti per partecipare al primo motoraduno. Guardate che bella la campagna in fiore, a tratti viola, a tratti gialla, bellissime queste vallate. Di qua. Volevo ricordare inoltre che nel novembre del 2020 questo paesino fu colpito da una devastante bomba d'acqua che, oltre a causare ingenti danni al suo centro abitato, purtroppo strappò alla vita ben 3 persone. Una ferita che sicuramente è ancora aperta tra i cittadini bistensi, ed è anche per questo motivo che ho deciso di prendere parte a questa loro iniziativa, perché ammiro il loro coraggio e il loro impegno nel continuare a promuovere e a valorizzare questa autentica realtà. Adesso spostiamo di qua per il centro. Essere di qua la piazza più importante, se non ricordo male. Non hanno messo nessuna indicazione. Riguardo il motoraduno. Di qua allora avventurieri, siamo arrivati a Bitti, siamo al centro della piazza, sono le 10:15 e questo è il parco moto al momento presente. Siamo ancora pochissimi, ci sono una quindicina di moto alla fine. Adesso aspetto che arrivi Mario e Gioflu
da Alghero, vediamo se ci becchiamo stavolta. Giusto in tempo per metterti a fianco a me. Ecco qua, si è rifatto il numero 1. Mi sto già riprendendo. E gli altri due. Vediamo un po' di arrivi. Andiamo a intervistare la concorrenza, va. Eccolo qua. Ciao, bella. tutto bene? E allora, dopo tanto ce l'abbiamo fatta. Hai visto? 11 meno 20 e adesso facciamo una carrellata delle varie moto. Siamo dalla Free Wind, serie di Vespe. Facciamo la carrellata delle moto, va. No. Questa è l'Africa Twin di Mario, la mia Sheridan. E aspetta che faccio il giro delle moto e poi questa è le due sono cresciute un po', dai. 848 e qui c'è il multistrada V4 di Joe Biker. Iscrivetevi anche al suo canale, inizia a comparire una cinesina della CLI. Stiamo per partire, vedete, il gruppetto si è animato, adesso siamo già un bel po' di moto. Un po' di sound. 4 cilindri, bicilindrico, monocilindrico, c'è un po' di tutto, insomma. Vediamo anche un po' di piccoli motard. Portiamo un po' di allegria in questo paese che è stato vittima di una frana di recente. Un po' di custom Harley Davidson, che queste hanno sempre il loro fascino.
di andare a raggiungere giù. Ora siamo sulla 389. Almeno si scorre un po', se no qua riscalda il pistone. Ecco che stiamo per raggiungere giù. E questa è una ragazza in moto. Finalmente due ragazze in moto. Svoltiamo a Romanzesu. Io ho un po' di off-road col fuoristrada. Come prima tappa di questo motogiro siamo diretti al complesso nuragico di Romanzesu, situato a circa 13 km dal paese in località Poddi Arvu. Si tratta di un sito archeologico risalente all'età del bronzo che si estende per diversi ettari e che è visitabile tutto l'anno mediante visita guidata. Guardate che bello, questo complesso nuragico è immerso in questa sugheretta, è fantastica. Adesso le guide ci spiegheranno un po' di che cosa si tratta, non so se ci faranno entrare, però già l'aria vale la pena di essere visitata. Ecco, stiamo arrivando al piazzale, molto probabilmente sarà questo. Ora mi staziono qui e riprendo le moto che arrivano. Eccole che arrivano tutti. Eccolo, lui è Joe Flubike. No, ti sto solo infamando. Si può entrare dentro, dalla C4. E allora lasciamo. Io stavo andando dentro. Guardate, qui c'è una rappresentazione delle varie strutture che sono presenti nel sito. Vediamo un po' la spiegazione. L'archeologia nuragica più intrigante. La parte della spiegazione la farei tu. I colori diversi vi segnalano la diversa destinazione d'uso delle strutture. Quindi il giallo sta ad indicare gli edifici sacri. Immagino abbiate visitato Santa Cristina. È la stessa destinazione d'uso complessiva, ma ricorderete che a Santa Cristina c'è, per quanto bello, un unico edificio sacro. Qui ne vedete già 5, un sesto individuato in questo punto, che sono già documentati su questa piccola superficie esplorata 4 tipi diversi di edificio sacro che convivono. Considerate che nei 9 decimi ancora da scavare potrebbero esserci altre strutture a carattere sacro.
In verde vedete le capanne delle riunioni, naturalmente questo era un luogo sacro centrale. Nelle capanne delle riunioni di Romanzeso convenivano periodicamente dall'ampio territorio circostante che faceva riferimento a questo villaggio santuario, almeno dei rappresentanti delle altre comunità di villaggio, molte comunità di villaggio distribuite su questo territorio. E quindi dentro queste capanne delle riunioni si prendevano tutte le decisioni di vitale importanza che riguardavano la vita di tutte queste comunità di villaggio distribuite nell'ampio territorio di pertinenza del centro cerimoniale. Lasciamo Romanzeso e proseguiamo. Ci affianchiamo a Pava, il mistico Pavas. Ora siamo diretti al santuario della Vergine Annunziata, la cui costruzione, se non ricordo male, risale al XVIII secolo e sorge in una suggestiva vallata a circa 30 km dal paese, quasi al confine con il comune di Lodè. Un santuario che da un po' che volevo portare qui sul canale, perché si caratterizza per la presenza di un elevato numero di muristenes, ovvero piccole abitazioni che sorgono nei pressi dell'edificio religioso, che vengono utilizzate dai pellegrini durante la festa in onore della Madonna, che solitamente si svolge ogni anno la terza domenica di maggio, una festa che è molto sentita dai vittesi, molti dei quali infatti addirittura effettuano un vero e proprio pellegrinaggio a piedi dal paese. Ecco che abbiamo raggiunto il gruppo. Ecco la nostra guida del Nuorese. Ed eccoci di nuovo al fianco di Gio. Eccoci di nuovo affiancati. Ah, c'è la 360. Guardate il piccolo biker appeso che si gode la strada, bellissima questa immagine. Ora riprendiamo tutti che passano. E questo è il nostro Pavas di nuovo.
guardate che spettacolo, c'è un panorama spettacolare. Che stiamo arrivando al santuario. Che bello. Già suonando le campane. Prendiamo un po' tutto dall'alto. Siamo arrivati al santuario di Santa Annunziata. Il prete ci dà la benedizione adesso. Sentire il messaggio del prete. Quindi ecco, siamo nei grandi preparativi e con grande gioia nel salutarvi e voglio pregare con voi la Madonna dandovi anche la benedizione del Signore. Signore Padre Santo, la tua parola benedice ogni cosa e fondi la tua benedizione sulle nostre persone, su queste motto, su quanto portiamo nel cuore. Fa che per la intercessione di Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio, possiamo vivere sempre nella fede, per avere salute nel corpo, salvezza nell'anima, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, Signore, nel segno dell'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e l'adesione a Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Auguroni a tutti, a largo anno, sani, felici e contenti. Auguroni! Andiamo a vedere il santuario. Tutto bello curato. Qualcuno ha già trovato da fare. Gianni, vino bianco roglio. Prendiamo un pezzettino di formaggio. Facciamo rifornimenti. Già riesci che sono. Questi oggetti sospetti in volo, di chi sarà? Abbiamo visto questi oggetti non identificati in giro, abbiamo trovato il responsabile, chi poteva essere. Bene, ripartiamo, lasciamo il santuario, abbiamo mangiato divinamente e ci dirigiamo di nuovo a Bitti.
le due motocicliste bikers, finalmente qualcuno che si metta con le moto. Vediamo di non salirli sopra. L'altra bikerina. Discretamente, dai. Apprezziamo il coraggio di affrontare questi curvoni. Ormai ci siamo quasi, siamo di nuovo al centro di Vizzi. Stiamo dirigendo di nuovo in piazza perché ci aspetta un bel pranzo con prodotti tipici locali. Vediamo cosa ci hanno preparato. Sono già le 2 del pomeriggio e la fame inizia a farsi sentire. Ora ci vuole proprio una bella degustazione. Eccoci arrivati all'ora di pranzo. Adesso andiamo a degustare i prodotti tipici di Bitti. Vediamo un po' le evoluzioni con la bicicletta. Il fatidico metro 100 cm. Allora lo mettiamo così, così bello teso. Alzi la mano chi dice che ce la faccio. Ce la fai, ce la fai. Alzi la mano, sì. Alzi la mano chi dice che non ce la faccio. Lui. Allora, pronti? 100 cm. Oh! 1 metro! Dovevo passare dall'altra parte, no? Proviamo a passargli sopra, dai! Da così vicino. Oh! 1 metro! Allora di solito mi fermo 1 metro. 1,5 metri. Però, allora il mio record è 1,10 m, però sono ingrassato, è un po' che non lo faccio, ho mangiato, proviamo 1,10 m, mi date 3 tentativi. Secondo me non ce la faccio, ok? E la pecora era pesante. Io l'ho detto. Dai! Primo tentativo. Sono ingrassato di 6 kg. Non viene male. Però. Bene avventurieri, anche questa nuova motoavventura nel cuore della Sardegna più autentica volge al termine. Non mi resta che ringraziare l'intraprendente associazione Achimus per la splendida organizzazione dell'evento e per l'accoglienza dedicataci.
Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati lasciatemi un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!